Di qua. Dove c'è il cancello? Sì. No, perché domenica. I soldi, il controllo. Comunque, di qua un attimo e dopo andiamo. Va bene. Se no con la via fasce. Dai, fammi subito, dai. Ragazzi. Luca Zaia, come sta andando la campagna elettorale? Dei veri eroi che Buongiorno. Insomma, l'efficienza del Veneto il governatore è dimostrata dai numeri a livello sanitario. Qua, 75 ospedali, 80 milioni di prestazioni, 8 miliardi e 460 milioni di euro di budget e soprattutto 2 milioni di accessi a pronto soccorso. Noi siamo i numeri uno perché siamo quelli che non applicano le tasse nella sanità, siamo l'unica regione d'Italia, non applicano ticket regionali e soprattutto ricordiamolo che abbiamo la spesa pro capite più bassa d'Italia. In soldoni siamo i migliori a curare e quelli che spendono meno. Oggi c'è l'inaugurazione dell'Eli in superficie, un servizio essenziale, sono stati pochi mesi di lavoro, eravamo qui all'avvio del cantiere. Sì, direi che anche questo è un segnale di attenzione nei confronti del territorio, ovviamente nel progetto dei 75 ospedali, e direi che ancora una volta i cittadini si sentono più sicuri. No, dico sull'ospedale unico. Sull'ospedale unico saranno i sindaci a decidere. Decidano loro, nel senso che non c'è nessuna imposizione. A me interessa che ci sia una condivisione territoriale e dopodiché, in base alla decisione, decideremo come spalmare i servizi sul territorio o come concentrarli. Io ho finito. Grazie. 11 minuti alla Tarraggia. Chi volevi che facciamo? Facciamo. Fai. Piacere. Buon allora te manda tutta la tua casa. Hai anche sì, sta arrivando e dopo a terra e facciamo la benedizione e dopo 45 giorni prima. No, io ero 4 del mattino e sono Buongiorno. Ecco, voi? Si metta qui. Venga. Aiuto.
Bene, siamo arrivati proprio al culmine della mattinata, ma è bello anche richiamare quello che è stato il contesto in cui questa operazione viene fatta, no? Perché ha significato, dentro i contesti che abbiamo sentito dal governatore presentare, dentro quella che è la grande sensibilità e direi attenzione a quello che è il mondo della sofferenza, no? Dare la benedizione vuol dire proprio un senso di augurio, perché colui che ama la nostra vita ci aiuti a soccorrerla sempre, no? C'è una bella preghiera che noi sempre cristiani iniziamo, dice semplicemente così, penso proprio in riferimento anche all'elicottero che è venuto dall'alto, e dice così: Dio vieni a salvarmi, Signore vieni presto in mio aiuto. Mi pare molto bello, no? Questo è sempre, ogni preghiera inizia sempre così: Signore vieni in nostro aiuto, Signore vieni presto. Mi pare che anche questa opera sta proprio dentro, direi, questa invocazione di chi si trova nella sofferenza e nel dolore, ma chi si trova anche nella necessità di soccorrere e di arrivare in tempo. Si ha sempre paura di essere sconfitti dalla morte, sconfitti, per cui desideriamo sempre arrivare in tempo, per cui diciamo l'elogio di questa opera meravigliosa che viene in soccorso veramente alle varie esigenze di salute, di necessità, di urgenza. E devo anche complimentarmi con tutto, direi, quello che di bello si è stato detto stamattina in onore della qualità del servizio, ma anche, diciamo, anche, lasciatemi che lo dica anch'io, un onore all'impresa che un mese e mezzo prima è riuscita da... Normalmente nella zona pordenonese si dice che la A28 è stata inaugurata dopo 28 anni, 28 anni da quando è stata pensata, invece un mese e mezzo prima. Quindi mettiamo insieme dentro questa invocazione, dentro le nostre volontà di aiuto, di stima e di soccorso della vita. E poi una volta che gli ammalati arrivano qui, diciamo anche l'augurio e anche la compiacenza per la dedizione con cui da quella parte poi, con ansia, magari con trepidazione, attende, sperando veramente di ridare vita a chi arriva con difficoltà. Il Signore sia con voi. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Preghiamo. Signore Dio nostro, che dimori nel cielo e nel nostro cuore, fa che questo strumento dell'elicottero, opera dell'ingegno della tecnica, percorra sicuramente nella sicurezza la rotta assegnata, in soccorso dei nostri fratelli che sono nella fragilità della salute, preservala da ogni pericolo, passeggeri e piloti, perché concludono felicemente il loro trasporto in questo luogo di aiuto e di soccorso della vita. Per Cristo nostro Signore. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Con tanti auguri. Un po' di operai qua, dai, forza ragazzi. So che Parò non ha lavorato, Parò non operai. Gli avanti quando sono. Mezzo e mezzo d'anticipo, fate poi lo dice. Ginocchio grande. Sai che te può aspettare da pagarlo? L'ho già pagato. No. Sei in ritardo, ci pagano. Renzi è questa che Signori, buongiorno.
Ah, ok. Non ce l'hai fatto il prossimo weekend? Sì, come abbiamo un po' il completo Via ragazzi, c'è un'urgenza. Via, c'è un'urgenza.